palleggio di Flaccadori, si apre ancora Cameron Reynolds da 3 punti, 3 su 3, prova poi a servire e trova in angolo Clark sotto, poi da Nathan Adrian, tiro difficilissimo, che canestro di Nathan Adrian, dai e vai da Adrian sotto, poi dall'altro Perkins, ovvero Nick, alta gran palla tagliata per Gaspardo che poi va con la penetrazione e col canestro. Parziale di 9-0 aperto e chiuso immediatamente. Adesso ci riprova ancora da 3 punti Cameron Reynolds. Bradford, allora Chappell fa correre la sua squadra. Visconti da 3 punti dall'angolo. Riccardo Visconti si è risvegliata ed è uscita benissimo. La palla persa Forrai che alla fine serve Reynolds in end off per Flaccadori che parte forte col primo palleggio. Arriva il disturbo di Chappell, arriva però un gran canestro di Diego Flaccadori. Con il palleggio e poi fuori da Forrai, palleggio, pallone sotto e alto basso tra Saunders e Jonathan Williams. Fuori per il tiro di Jonathan Williams che trova la bomba e trova il -2. Chappell sotto per Nathan Adrian nel mismatch con Flaccadori, riesce a liberarsi di Flaccadori. Il pallone ancora per il numero 6 che qui però perde il pallone, allora Cameron Reynolds va con la schiacciata, va per il 24esimo punto. Chappell sfrutta lo scivolamento del proprio avversario a trovare l'appoggio decisivo, allora addirittura la palla del sorpasso per Bradford che trova la bomba. Visconti dall'altra parte per la bomba del +6. Flaccadori potrebbe anche tirare ma invece da Bradford che è caldissimo e spara anche questa ed è nuovo +2 per Trento. Il canestro, grande difesa qui di squadra da parte di Brindisi, poi alzata per Gaspardo di Josh Perkins. Ovviamente qui Brindisi fa passare bene però il tempo Trento, mancano 7 secondi, adesso si va da Williams che sbaglia, Perkins con rimbalzo, il pallone per Visconti che va dall'altra parte, Visconti con il runner e l'errore, non c'è fallo e dunque porta a casa la vittoria Trento.